Le case della comunità in Friuli Venezia Giulia finiscono al centro del confronto tra regioni e sindacati. La CGIL accusa strutture ferme al palo, nessuna apertura a fronte dei 34 milioni del PNRR destinati a 23 sedi sulle 32 previste entro il 2026. Un ritardo che secondo i pensionati dello SPI rischia di compromettere la presa in carico degli oltre 300.000 over 65 della regione, di cui quasi 40.000 non autosufficienti. L'assessore alla salute Riccardo Reccardi respinge l'allarme. Certo che li incontrerò anche perché mi auguro che ormai siamo arrivati a una buona situazione rispetto a quello che è l'accordo integrativo regionale, che è un elemento importante proprio per popolare le case della comunità. Poi io guardo sempre con rispetto tutte le sollecitazioni di tutti, ma sì, ogni tanto insomma, mi pare che qualcuno alzi la voce più per dimostrare che di esistere che ad affrontare seriamente le cose. Pensavo di cominciare ad affrontare le cose anche dopo aver sottoscritto quel protocollo al quale daremo corso anche con le organizzazioni sindacali, avremo modo di discutere di questo. Noi con gli obiettivi del PNRR pensiamo di essere in una buona condizione. Gli obiettivi parlano della primavera del 2026, siamo ancora nel 2025, se poi uno vuole scrivere le cose funzionano o non funzionano, in relazione al fatto che ci sia dell'esperienza del passato, ognuno ha la sua storia, è chiaro che la vicenda della medicina generale diventa determinante nel funzionamento di queste strutture. Riccardi conferma dunque il percorso avviato, 6 case della comunità saranno operative entro il 2025 a Trieste, Udine, Cividale, Gemona, Maniago e Sacile. Resta invece aperto il dibattito sulle funzioni. Per le regioni dovranno alleggerire il pronto soccorso con attività continuativa 7 giorni su 7, mentre la CGIL avverte che non possono diventare un surrogato dell'emergenza, ma spazi di integrazione e presa in carico sul territorio. Un confronto destinato a proseguire nei prossimi mesi, anche in vista della legge finanziaria regionale del 2026.